Saluti a totus e benivenius, deo seu Fabiu Sala e questa est sa de 3 stagionis de Arrezettas Antigas. Seus in sa lacana de Dalana e Biddamanna in s'agriturismo Murtarba e oggi depeus andare a conoscere a Franca Cabrasa che si presentara in Arrezettas Antigas. Non si da perdaisi. Saluti a totus e benidorraus a Arrezettas Antigas. Oggi, per la prima puntata, siamo arrivati finza a sa lacana de Dalana e Biddamanna e Sant'Arriciu bene in s'agriturismo Nuraghe Murtarba. E oggi siamo con sa Meri de Domu, Franca Cabrasa. Cominciamo proprio a intendi a tu, a ti vorrei presentare. Come si incominciato a fare questo lavoro, sei suonanti de questa bella mesa parata, poi ti fai questo lavoro e come si incominciato? Intanto salute Fabio, e benennio non gli astra e speriamo insomma di poter presentare a me su sa vita nostra quasi, perché sapere su papà per parte della sua vita, no? O è fai su Crabitto. Su Crabitto fa parte del Sogliastra, fa parte di uno dei allevamenti che purtroppo non sta andando sparescendo, perché comunque richiede forza giovane e quindi il giovane preferente si dedica a altro. A poco cominciavo, per dare la verità, c'è se c'è manco cucinare, se c'è manco tu le andare a cucina, dopo cucinavo ti tenia spicchior minore e tenia necessità di barrendum. Cioè, il agriturismo permette da sa femmina di barrendum e su traballo è da domo. Quindi non tenia questa necessità di mi spostare quando traballo, eccetera. Devo mi spostavo, accompagnare spicciocchetti a scuola, e però su traballo veniva da domo, quindi facendo cosa papà, non è papà era figlio mio, quindi come intesinare da aggiungere un vago e a basso brodo, insomma, si va da canto si va da 5, si va da 6. Questo è il suo comincio. Poi naturalmente il legge e tutto anche richiede a essere un po' attento alla sua cucina, alle normative dell'Unione Europea, e in cui poi seguire passo passo, a pago. Non è stata una cosa difficile, ma è ben quasi naturale. Santo, si nominavo su Crabitto, ma noi arriviamo in questo giasso su de Sardegna, in questo stretto, su Dalana, Biddamanna, ma questa maniera di papà, su tradizionale del suo connotto, pezza a meda o trigo puro, fa, insomma... Poi, sapete, in famiglia dei pastori, se lo devo perdonare, non manchia mai. Certo, il massaio, da papianta magari per spago, non tenendo da domo. Però sapete, ha sempre fatto parte, almeno un domo mio, un domo di nonno mio, ha fatto parte della sua cucina. Sapete, il rosto magari si va a solo sul minimo, però durante la gita si va a che ne so, su brodo, devetta, e una bangia fatta con pancetta o su lardo quando si siede in campagna. Quindi, sapete, le proteine ricavate da sapete, non manca. Non mi è mancata. Non lo tenia un eccesso, queste cose non si tenia a meda. E comunque, insomma, sa femmina in cucina si ingegna da recuperare veri questi prodotti o sottoprodotto come anteriormente, e poi cercare di fare un pranzo vero appetibile per i figli, perché spipiro dice, ti vestiamo prima, non pago per spago e non lo tenia a cosa. Però che si deve fare una cosa di sfiziosa, insomma, lo pianta proprio volentieri. Quindi sa femmina si ingegna a fare così tedda, per a portata per i pipioso ed è beccioso che pure interdentato, ma il dente non si da storare da fare, ma prima pure interdentato. Quindi su Crabitto a cassola a porti proporre di gusto, perché su Crabitto rosso si va sempre con Pasqua, con Natale, però su Crabitto a cassola ha avuto un prato che si cucina in domo pommo, in suo senso che si va per a mangiare e si va per a notte, perché per buono che la sa passare per questa cassola e si va per il suo dia del fatto. Intanto su Franca, la ricetta di oggi è su Crabitto a cassola, i ingredienti si punti. Allora, su Crabitto, innanzitutto su Crabitto si fa buccones, poi uno va che ci pudda, sa pancetta, su Crabitto è barrato un pago asciuga come aperta, quindi non ha un pago del grasso, oggi naturalmente un pago bianco, sale, e poi a ultimo mettare su frenughello, che ha una freschezza, no? E poi sempre un sapore in questo periodo su frenughello cresce dappertutto, non però dappertutto. Sando, se ingolli su Crabitto e su mandavo a Pietro Mereu, andare su Fradi de Franca Vicenti Gravas. Io sono venuto vicino al minore, sono venuto
Prima con erbacca, poi è stato 15 anni, poi cominciato con i scrava. E ora sono tuttora, va bene da portapacchetta, tanto uso solo posso agriturismo, me via, che tanti non conviene più, no, prodotto non ti pagano, e quindi è un lavoro quasi inutile da fare, e quindi si fa su tanti giri, poi ospiti in agriturismo e basta. Poi può versare latte non conviene, superando il prodotto di spesa che tutto usato, non supera. Si resa dessa craba, per esempio, rispetto a Serbei, calesti, inferiore esti? Ma se serve rende di brusca sul latte sul spagau. Però noi, essendo in questo montese, non potevo tenere bene, con tutto il bosco e preda, quindi toccava a tenere gravasi. Ma no, una cosa che no, in Ogliastra, in luogo della montagna, in questa zona del sopramonte, Ortullè, Talana, Baunei, e proschiato ci punti gravas. Su Bruce punti gravas, spero che lo tenga berbe scuro, però in errore berbe se non tenere marina, quindi che terrà una vecchia, noi tenevo via due scusorgia, sempre in su comunale, sia da montagna in erro e montagna in estate. Sempre in mezzo al bosco, quindi è un po' difficile alle verbe sicure. Quanta scrapa stai tu? Ma a monte paghetti, a monte porto una tantina, però solo un piano porta fino a 400. Fino a che hanno fatto da stemmi a 400 gradi? Fino a 15 anni fa vai proprio su gravare di una rau, vai proprio con mistieri. Quanto è pagato su latti, su caso e sa vessa dessa grava? Su latte, bene o male, pagavo €1. Paga nulla. Nulla, si paga se via, si spesa, se basta. Su caso, cercando di muovere da 20 a 15, a 16, ma non c'è andate, e con merito non c'è andate. Purtroppo si spaghetto in questa zona, non si usa come abitare preso una città, le canto gente non da tenere, e qui su merito poteva esserci uno. E quindi bene o male poi ognuno tiene crava, tiene erbese, quindi. Ma secondo te quale è il soppressio giusto? Poi Taddeo sanno passato a parlare con uno di Agrese e mannavo che poco da mangiare di questa produzione spitticca, mancai su caso deve pagare 30 o 40 euro su chilo. Quando è neglia, potete tornare a pago conto minimo a 30 euro su chilo. Quindi praticamente si sta traballando in perdita quando si sta facendo questa cosa. Questa cosa allucinante, forse che sa mossa la gente si sta abituata sul gusto del suo parmigiano, noi stiamo abituati a determinati sapori. Poi a parte che questo la gente sta abituata a pigliare sul supermercato, con le case da grava è forte e quindi tiene un sapore forte. E quindi tende su VP o oppure altro giovane, non manco lo sconoscenti questo sapore e non dispragge. Quindi mancai tu a usato la rinascesa bene di questa cosa che tenese, poi comunque tenesi turista, gente che bene non c'è da turismo. Non c'è da vendere, che dopo ne uso un mese, dopo ne uso e cui su prodotto ne pagavo. Specialmente poi vedo su Brusu, Casa Gesù. Poi Sarrescotto è una cosa che anda a me dall'agriturismo e quindi prendo questo maniggio, carico una cosa barrata, perché se no non torna da conto a tenere una grava poi te case in perdita. Ma secondo tu i pastori di questa zona si volenti posto spari se hanno fatto un caso con un marchio di qualità di arte? È possibile secondo tu o non è sceso in Ogliastra a fare una cosa ecci? Sì, questa potrebbe essere una cosa bella, non si pone tutto d'accordo. A stabilire un prezzo, a stabilire un tipo di caso e tutto, ma vai ponete d'accordo, già non sono d'accordo tra frate, si immagina con questa gente. Tanto non è raso che è un problema della Sardegna che non è riuscito a si pone d'accordo con questa cosa. È un problema della Sardegna, è un problema, però su bruschi incide e pruso, punti muove questo scontrollo adesso fatto da ASL, poi te cadui, deve tenere un laboratorio idoneo su 100%. Perché non può esperire nulla. E in Santico invece questa gente non ti comprende nemmeno mangiare? In Santico non ti comporiata, poi te parte non si è cattiva,
non si è cattiva, poi per me da chi si cattiva questa cosa, sa vada, poi papà è questa persona. E poi si spostiamo a De Bruro su Bestiammene, si spostiamo a questa zona di Castello, questa zona di Baronia, Murapera, Campitano, su Sassari. Quindi sempre cercando pastura. Per i sporchi sono spostati. Andate contano pastore di Ortullega, tu sportate da San Vito. I sporchi sono scaliati a Istula, che hanno messo a Strico, sono Campitano, che non pianta fino a Sassuelli, che non pianta. E quindi che lo scalianta non è messo a Sudrico, con Sastule. E poi lo storrianta, che hanno cominciato a calare sull'Ande Roali, in Attongiu, in Bidda. E secondo te, tra 20 anni in Ogliastra e in Sorretta Sardegna, come è andata questa situazione di questo traballo? Va a sparire completamente? Io penso che tra 20 anni avrei sparito tutto, a livello di Gravas, a barrare a casa che si danno i premi alla comunità europea. Chi non dona prima alla comunità europea avrei sparito tutto, diventa tutto guardia forestale. E quindi punti tutto forestale, se no so perdeso una tradizione antica, perdeso per una limba, poi metà cosa della limba, punti legato perdevo un prodotto che ha un'ugliastra i contata, tipo su Caglia Gravitto, su Caso Martu, Casa Gesù, Varrescotto Salio, tutto prodotto che Sagrava specialmente tutto. E punti prodotto so che andano sicuramente a si perdere. Cominciamo a brontare su Gravitto. Allora, ora non sono però a cipudda, Fabio, però si può temperare per su San Sangione. San Sangione è un'erbigella, una cipudditto che cresce spontanea. Aresti? E è meta aromatica, portata un cipudditto, però si impara tutto sammatta. È buona meta. Questa cipudda è una degli ingredienti si nasce in noi in questa azienda tua? Sì. Noi produciamo un vago di tutto, insomma, su che serve da questa famiglia, no, quindi verdura, se si... E questo traballo del agriturismo in Areus è un traballo che arrenescesi a fare a Tottano, ponesi a fatto a Areus su commercio turistico puro? No. Allora, Fabio, se no non mi fio sprusi. Cioè, allora... Non sei attori in Areus? No, allora, si inverso, il turista non va così trattato da noi. In suo senso che noi non abbiamo ogni dire, noi abbiamo quando teniamo su prodotto ardente, quando offriamo magari una fattoria didattica di poter fare una lavorazione particolare, tanto abbiamo aziende ospiti. Perché abbiamo fatto ai turisti che vieni a lavorare in questo periodo. Fai un altro traballo. Bravissimo. E quindi adesso io sono vago fuori adesso chi realmente o le urnoso, della quotidianità, questa è la vita nostra, non tenevo una vita separata del suo traballo a sapere quotidiana, questa è la quotidianità nostra. Noi quando cuciniamo con il turista, ma cuciniamo con lo sicuro. Quindi punti se stesso alimento spinoso papà urnoso, offrivo spero su turista che viene. Quindi brusca e papà è un'esperienza che fa il suo turista. Perché i biede, penso, da noi che ce la faccio da bia, realmente una famiglia sarda, una famiglia ogliastrina, chi coltiva e pappa da su chi coltiva e nasce da noi, cioè è una filiera chiusa se non narra in italiano, no? Però il suo obiettivo non è tanto su turista eccetera, il suo obiettivo è cercare di vivere in ogni addie, che non solo fare un mestiere da gianno su de non si dorsa schiena e poi che fai sono su ferie, no, sa vita sta muore e quindi è giusto vivere bene ogni addie. Perché se c'è non può all'estero. Però a me mi pare, siccome questo ragionamento è una cosa che a me mi interessa a me, ma è una cosa che biesi pure in su... Ma in si interessa si fa di arrupiare poco questa cipolla e ci ha spostato questa pancetta. Io ho fatto questa pancetta per pagare il rosolai, come qui in Randote, di età sono pagare pancetta che su Gravitto generalmente sposo stasio de San Giorgio, di altre aspettas. Quindi io non sono pago de... Poi pago per usare all'estero, un areuso. Esatto. Famo una rendi. Sei però in incendi a Gattai, può vincere da turista, che vunti
cioè, si interessamento dei turistas anda provinzias ai gusto su ritmo, su chi tornano a un luogo a tipo esa ricetta, sa pure sa vita, sa socialità di esti. Allora, uno dipende ancora da su viola, su febbre, cioè come ti vogliono sul mercato. Chi deo scrivono sul mercato agriturismo, già il suo immaginario del suo consumatore si già cagata da, almeno, perlomeno, gli da pensare a una famiglia, un allevamento e si cugina su visiteneti. Iniziando su Franca, solo e callenti, sa ciguda da più bella brunda, sa pancetta e poi... Dubiese, quando si scrade di savancetta, dubiese? Sì. Perfetto, su tanti soggetti da ocao e ci accabussa sa in su gravitto. Su gravitto devo sa cabocconeddo, come te da ponarau. Ecco. E poi quanto tempo su toccherà pettai? Serra su covecco pure, da covecca sa pure? No, aspetta, guarda, ti faccio bene. Prima andata a fare un sapore, vago, no? Se no, Va bene? lo fai un sapore, vago, commentato sono vago su... Quando si bianca, pago, lo dobbiamo subito, tanto raggiunge spago che non bianco, che aiuta da questa cottura, no? Poi non pago sapore in più. Esatto, poi c'è uno non lo betta sul bianco, ti può mettere una passeggia di abba. Però te ne dà bisogno di coe. Adesso vrago già si anni pure, ci riesco. Poi se Roma naturalmente si è tanta ultimo, perché se Roma tu su frasi di intendere de serba, è una sostanza volatile. E quindi si detta stringo, si ceola e poi non... Poi sparesti. Esatto, quindi... Ma s'antica questo si poteva fare in direttura dentro questa minera e tutto? Esatto, no, prima si poteva giocare questa cadargioletta. Si fuoco, prendi a fuoco lento, pago fuoco, a pago. Primo fai anta, cosa che io non pago, non fai urnoso, però primo fai anta cottura lentissima. Cioè ci rovoni a mangianeddo, cioè mi si viene in annai, già quando mi devesi già insomma fai una cosa. Un zicchio di vino. Esatto, pago e questa cosa poi da a fuoco lento. E allora, via. Sì. È un pago biancato, ero spesato con il colore insomma de petta, de sambene e quando le potevo mettere un pago bianco. Sì, esatto. Ma su vino puro è questo un ingrediente che nasce di noi, in questa azienda tua o in sudretto, un areuso? Babbo tenete 94 anni e Gallo fa sainge. Da giudao su coinvolgere e quindi isso allo fai di questo tipo di vino bianco, questo non il vino bianco in effetti è quasi rosato. Esibiri. A barra per il dolcetto lo vado. E lo fai sempre brus per regalo, brus per i vostri agresi, o su di messa, no? Ed è un perogusto. Se in geste noi a parlare di noi sarte talana, come tornano tu sono all'accana con talana, io sono da talana, però le sue noi poi a bivie. E se in geste praticamente no a palas. Ecco qua, mo questa fase, io potevo già aggiungere su sale. Adesso lo colli bene e poi su sale aiuta per la cottura, insomma, le spezzas. Quindi quando si va da cassola e sta evaporato la sauce evaporata, esatto, in modo che del suino a barra in solo poi sprofumo de saggi non rispetto poi quando il suino è fatto bene si intende le saggi, si intende a cine bene di un palavino comunque si sapete adesso. Ok, ora dopo devo scropeccare e lo lasciamo su un gravetto minore, una mezz'oretta di basta, esatto, e poi si ma il murica si è fatto? Allora, ci sto una pinciata una, poi scropecca bene, non te ne manca bisogno di murica, l'importante sia da all'avra de inu o de abba come tornerà. E mo è... Su venugheddu. Esatto, con lui su venugheddu, mette il due peso de secare e deve pesare questa parte per tostata, arnareus. Per questo baffetto sono lasciato un po'. Senti, ho chiesto di papà buono e di maniera di vai, di mangiare questa terra, ma è una cosa che in Ollasta, a Nareus, la gente a rinescere a fare ancora, a mangiare questa terra. Come ti funziona, ragazzi? A stoccare da un poco difficile. Allora, ponoso a fare papaiolo è cultura.
Cioè, è una cosa che ti impara tanto, tu cresci facendo questa cosa ona. Per chi non cugina, ad esempio, someni, insomma, cugina da calicono pratto, sorrosta, eccetera. Però è questa cultura deve essere cosa ene. Allevano per bene, a coltivare ene, senza meggina, senza noi. Questa è una cosa che vuoi di pappa. E soprattutto una cosa, quando potete esprimere il suo figlio, mamma manderà sui dio una sapapari per coltivare tu, perché solo asi, iscisi e ti stai esponendo un buco a figlio tu. Ed in cui insomma poi cominciavo a mi documentare di Bruce, pure come te la ponarava, oltre a ricette che faccio tradizionale se di mamma, poi ho fatto una vaga scuola, corso e tutto, però ti devo tenere questa abilità. Ho pagato studiando una bellissima cosa, che su chi vai a arbeccio nostro, che non ti spieghi, poi ti vai a poi te c'hai. Poi a Savine è incredibile quanto sia da salutare, salubre e sia da equilibrato in suo tempo. Ad esempio, su deve fare cose di stagione, faccio un esempio mo su Sparao. Su Sparao si va da in quel periodo del sanno, come ora che è di questo periodo del sanno, che è un ottimo depuratore del suo organismo. Però si va a in questo tempo se basta. Non tutto sanno. Esatto, quindi in quel tempo sono si depurato in un certo senso, ma per una già in natura. E sa cugina sarda isteruva quasi, sigidi su corso della natura e sigidi di allevamento naturale, non viene forzato l'allevamento come te lo essere su destalla, che ha questa necessità di produrre latte a 8 anni, per avere a 8 anni. Però in un periodo su latte, in un periodo su caso, in un periodo su testa. Mo biese diettao su. Se sghetteni su venughedo. Dubbi scargiai, osserva sa già su sughetto già belle che pronto, no? Ecco, mo ci li potete urbettare su venughedo. Poi noi dipende da come non si aggrada, andrei potete urbettare meno, andrei potete urbettare vago. I serbas funti, almeno secondo me, basilare essendo una cugina, pomore che serba, non è scaticura serba, però serba ti aiuta ad barrare il sano. Quindi imparando questa serba, soprattutto questa spontanea, non si protegge dalle malattie, sia più forte non che non si maledà, però è da affrontare al meglio, in una maniera per il suo corpo si reagire più bene. Questa serba che da con lui quando viene un problema non è che funziona meglio, però con lì ogni addio, a 8 anni, diversa serba nel suo periodo un solo, poi si è più forte, si è più sano, si è più... E intanto se noi Talana, Bidamanna, rennescesi a fare questo ragionamento del suo papà, della sua natura, sì, come una se vita... la cultura. E quando tu hai questa cultura, mo devo donare questa cosa papà non gli astra, ma potrebbe essere per un altro luogo, un altro tipo di cultura, e tu vai quasi spontaneo, pare che non riesci a fare altro. E noi so papà urbane che sono fittiato, ma noi siamo vitti, perché siamo abituati a papà in ogni dia e non ricercavo questa cosa. E come te lo ricerca? Se lo ricerca, ponendo un ortigello, ponendo isolia, in Bidamanna, in Talana, Magnartana, in tutto il bidello, ognuno tiene il suo livello. Vedi sul direttore della banca, si usava del sommino quando era essendo di isolia. E questa è scultura. A su Vrago è bello meda, su colori, su gravito da pigau, mi pare che sia arrivato su attretto, tandinara. Bene, lava. Bene. Perfetto, no? Se sto scaggiato tutto. E su zucchetto sta parrao bello. Esatto. Dopo rispondi già in suo prato. Ehi, studiamo su noi, tanto pronto. Ti dà porro Aici, grazie. E devono usare varie cancones. Su gravito a cassola del sagriturismo Murtarba de Branca. Dai, io fa, tastardo. Sei pronto, Suzzano? Sta parte che si piace de brusu? Io sono pago in sandwich. E tenaras? E poi non me da. Si intende i sapori di serba sapuro? Mi va piacere. Bene in meda. E poi si prepara, sa? Muove questa trattalia. Bene in meda. Intanto se poi cucinato questa trattalia.
Tanto Pietro, siamo sempre noi in Pizzemonti, in agriturismo Nuraghe e Murtarba. In questa prima puntata ho chiesto de su gravito, se sei andato ad Ingolli, non sei andato? E Vicente, de Vicente. Chi sono pago de su gravito, de commenti poco questo giasso sia nareo sono che su de importo. Narasu che Sagrava in s'antichitati fu di prussa grava e sporcusu in Ogliastra, in Ermonte de Sogliastra. Chi non saprebbe che sta arrivato a metà dopo. Devo parlare con un antropologo che mi dà per i pungenti che si occupa di questa cosa, e nanta che Sagrava è proprio antica come ti pensi. Infatti sta longevità in Ogliastra, io mi occupo per le longevità, isciu che dei professori che hanno studiato questo fenomeno, che sapesse di Sagrava, ma per i sulatti e su caso fatto di questi animali, è proprio poi scalidati su. Poi scalidati schideni, devo tenere di selenio, meta, e non esce che di suvengias, che per esempio in un periodo durante questo siero contro il cancro è fu fatto con su urina, con su picciaccio di animali, di Sagrava. E tanto per esempio in Ogliastra si pappa da sempre, Sagrava si è sempre pappata, mamma mia, di ortullè, in su sopramonti sia di baunete, da lana, di ortullè, magari in Barbagia, di Oliana, di Orgosolo, prendono de gravas, chi tenete questa pezza che a me piace meda, tutta st'estate, e poi si impreda tutto. In Santa Maria Navarrese, più di 40 anni, di 50 anni, c'è questa Sagrava de Sagrava, che fa ogni anno, poi in Austu, Sagrava, poi la caratteristica de Sagrava in Ogliastra, per esempio in Baunei, è particolare, poi Sagrava esti in su monti, ma esti a faccia a mari, e tanto Sagrava pica da su gusto, de su sali, de su mari, e tanto esti per i particolari. In questa pasci di su pastori non di andare a fatto, non reso pasci da sola. Pensando su poter arrivare può pensare a 3 a un sommi non arriva da serrao su questa cosa, magari cioè Sagrava è differente pure da Sabrebe in questa cosa, magari non c'è arrivare a erbas. Narauso che Sagrava è prima di tutto si diventa in famiglia a Scrava, se stagios sono 8 famiglie che si muovono, però Sagrava è abituata, esce a una certa ora essidi e un'altra ora torrada. Poi un'altra cosa importante è che per esempio c'è questo progetto di Agres Sardegna in pisso di Kenterbas, poi i animali spappando determinate erbas di cambiata su gusto del su caso e dessa e tanto una cosa che potevo suonare come in italiano per in americano è superfood, tenere meta caratteristiche buone per il suo corpo. In meta. Io cotto su gravitto a cassola e sempre con su gravitto, dopo coi concordai sa trattalia. Esatto. Su gravitto devo ingorto de Vicenti che salutausu e sti con nosusu. Insomma, sta trattalia commenti si concorda? Allora, questa trattalia è imparata su tutto su presciurato e su gravitto. Si può fare per i diangione, ma non solo su de gravitto che ormai ce l'ho su gravitto. Tanto su ficao, su coro, su brumone e poi alternavo su con una fettiggiera dell'ardo. Poi dimbordiavo sa nappa e alla fine dimbordiavo su sassentina in modo da moderare tutto questa cosa. Questa pancetta è de brocco? Lardo. Sull'ardo sì, lardo, mo ho portato un coneddo di purpa, ma è lardo, questo è lardo asciutto, e ne conciavo solo con sale, e ne appiccavo, vago, lasciavo asciugare e poi si impera da... Tanto questo poi non lo bio, quasi si scaggiata e abbarra solo questo filiggetto di vetta. E intanto cominciavo con una fettiggiera di lardo così, poi se causa bucconeddo su ficao, su rumone e tutto, esatto stato frisciurato in modo da dobbiamo fare su questo sistema. Santo, ancora si concorda in pizzo su schidoni. Esatto. Ora di narra, io vivo in un contesto di canto dentro questa famiglia, dopo c'è però di fare questo traballo, amore che abbarriando questa famiglia mi devo dire all'evareo,
Però oramai per una mamma è fuori di home questo traballo, servono 22 stipendi per mandare innanzi una home, una cosa. Quindi noi si tiene tutto questo tempo su dedicare non solo a sa cugina, a cucinare, a fare stando, ma per a coltivare, a andare a sorto, e quindi scambiando questo stile di vita. E cambiando in maniera repentina pure, perché comunque Deo non è sono anziano. Però già io questa differenza da quando sono nasciuto io, da quando sono nasciuto in vita, come ti ha scambiato questo stile di vita. Prima, come andavo per primo, si camminava a piedi, le macchine sono 100 anni, io prima si camminava a piedi. Andai a Sarte Giosso, andai su Monte, fu da piedi, ora si sono macchine, esatto. Quindi sul movimento, i dovuti, tutti si muovevano, vicinetto, ormano, so beccio, qualsiasi cosa. E quindi questo era bene a mancare. Ok che si è andata in palestra, però non è la stessa cosa che va una passellata in un patente, è diverso, cioè, io penso che sul fisico, respirando per l'aria ona, buffando sabato e fontana, non penso sia solo una cosa, ma una serie di cose. E poi un'altra cosa importante che purtroppo sperdendose è che il beccio oramai prima lo teniamo su un domo, ora questa gente difficilmente lo potrà andare in domo, un babbo anziano. Ma in vita nostra non c'è scusa, è un onore a tenere un babbo in domo e quindi è una questione per il sociale e di dignità sociale. Allora, ti devo tenere una cosa per questa tratta lì. Ora questa cosa è sia petticchetta, perché sicuramente è petticchetta, ma quando si fu in meta in domo, tanto si deponia per una fettiggetta di pane e una fettiggetta di patata. Adesso si tratta lì, algo pago per un manna, quindi... Chi comprendi bene, si tratta lì e sta arrivare a allungare sua e poi esti... E poi cominciamo su... Da prima, esatto, e beh certo che noi questo momento da pissente. Noi ci devono su tocca da imbodire bene aici. Esatto. E chi comprendi bene innanzi si tocca da drogare con sta nappa. Esatto, ora da imbodire con sta nappa. Chiesti su grosso desistintina se sta nappa. No, sanappa è sul diaframma, è su questa membrana ci portava che separa da saentre del suo polmone, del suo... ce l'ha, è tipo stile, no? E tiene due funzioni. Una, questa deve poter strinto bene tutto su fecato, tutto sfittigedda, se quando potente calare in cottura. E poi insomma, sul grasso si scaglia, questa è una parte grassa. Questa praticamente quando scotta poi manco da bier, no? Perché si scaglia completamente. E sta tratta lì è staccare. Esatto. E vado poi. E fino all'andare, questa cottura rosso, sul grasso, in decolla da una teglia. Non ci ritorna da un pizzo come in sul forro, che barra da intro, sul grasso si brucia. E non ti ci due pappa. Esatto, sul grasso quindi in eccesso e si andata. A calore, a fuoco lento. Tanto se muovi a capo su da drogare e ci dà a causa in sospiro a un rosso. Questa tratta lì è pronto. La tratta lì è cotta, esatto. su un cotello e tastato. Desagato per un coneddo aici. Ta si concordava pure un bell'ulletto de... sempre, voglio andare a per fumo, morta. Non si supone di si scampagnata in campagna, no? Poi segata in moi. Dove stai? Dove attendi? Più corso. Ci do, tasto. Manda tasto. E tenaras. A me mi piace in meta. Funti sapori antichi. Bello sapori. Questa tratta lì è cotta, è tastata. Si usa questa ricetta che bene, sempre con
con Franca. Grazie a Franca. Saluti a tutti. Saluto a tutti.